proposte sono quelle di dare all'interno del bilancio del 2012-2013 una copertura finanziaria di almeno 45 milioni di euro per assegnare questi 45 milioni di euro a 3.000 impegnative per dare risposta a 3.000 famiglie che stanno aspettando essenzialmente di avere una copertura finanziaria da queste impegnative. Noi capiamo benissimo che la famiglia nel Veneto è in uno stato di crisi. Avere un'auto sufficiente, magari doverlo sistemare in qualche maniera in una struttura di una casa di riposo, significa avere una grossa spesa. Ed ecco perché chiediamo che si faccia già da questo bilancio un'azione di sensibilizzazione per accumulare questi soldi a un livello del 2012-2013 e per arrivare a questa cifra. Parallelamente diciamo anche che dovranno nascere altre strutture perché la domanda di anziani non autosufficienti, la richiesta di anziani non autosufficienti è talmente elevata e nella programmazione essenzialmente del 2030 abbiamo un aumento di circa il 70% di ultra ottantenni che ci porta ad avere una programmazione e una proiezione del problema molto molto grave. Dobbiamo, da politici locali ma anche regionali, dobbiamo affrontare con dignità, con forza questa problematica.